Buongiorno, si accomodi, venga qua. Allora, lei è stata chiamata come teste e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio, mi ponda al microfono alle domande che le faranno le parti, prego. L'avvocato Pantano per la Minetti. Signora, lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Da quando? Dal 2006. In che occasione l'ha conosciuto? Mi trovavo al mare, Dove? a Porto Rotondo. E qual è l'occasione? Insomma, come è Ero in venuto vacanza l'incontro? con i miei genitori, lui in genere esce da Villa Certosa a fare due passi e ci siamo avvicinati perché mio padre lo stima a livello politico e io comunque già lavoravo nella sua azienda e quindi mi ha fatto piacere conoscerlo, ecco. Lavorava nella sua azienda dove? Signora, con quale ruolo? A Cosa faceva? Mediaset, lavoravo e lavoro tuttora a Mediaset, ho iniziato nel 2004-2005 come valletta di un programma di benessere, mentre mi stavo laureando, diciamo. Mi sono laureata nel 2004 alla prima laurea in economia aziendale e poi ho fatto la specializzazione. In questo periodo Lavorava e studiava, insomma. Sì. E lavorava presso Sì, Mediaset. l'azienda televisiva. Poi dopo, mentre ero lì, ho anche proposto il mio curriculum perché volevo fare uno stage come giornalista. E oggi cosa fa? La giornalista. Il giornalista. Senta, questa conoscenza che si è sviluppata dal 2006, i rapporti come si sono sviluppati nel tempo? Beh, Cioè, chi ha conosciuto, in quale occasione l'ho frequentato? Beh, è sempre stato un rapporto, diciamo, familiare, mi ha introdotto nella sua famiglia, quindi ho partecipato a pranzi, cene, eventi sia familiari che lavorativi suoi, politici, sia da sola che con mio padre. Ecco, chi conosce della famiglia? I figli, Quali? Luigi, Barbara, e Pier Silvio, Marina e il fratello Paolo. Ecco, di questi incontri di cui ha parlato lei, di queste cene a cui ha partecipato, lei ricorda cene con la presenza di numerose ragazze, che poi è l'oggetto del processo, quindi questo è quello che ci interessa, in cui lei era invitata e quando si sono svolte, dove si sono svolte, in quali delle residenze, in tutte, in alcune? Io appunto lo frequento dal 2006. Negli ultimi, diciamo, 2 anni si sono svolte, io ho partecipato giusto 2 anni, a quali anni si riferisce? Perché siamo al 2013. Dal 2009-2010 in poi, se prima c'erano eventi, diciamo, più politici, più cene familiari, dopo ci sono state, diciamo, delle cene a cui partecipavano anche ragazze o altri personaggi sia politici che giornalisti. Okay. Le cene, quindi queste cene qui avevano un cliché, si svolgevano sempre nello stesso modo? No, è per quello, dico, è soltanto aumentato il numero di persone. Se prima era un pranzo appunto familiare con 3-4 persone, ha soltanto aumentato gli invitati, che potevano variare da 10-15, io adesso non so. Lei ricorda in questo periodo a quante cene ha partecipato? 2 o 3 all'anno, poche. 2 o 3 all'anno. E come si svolgevano queste cene? Niente, io venivo
invitata direttamente dal presidente e niente, erano delle cene Sì, normalissime. sì, l'andare delle cene, nel senso si svolgeva una ora tarda, No, cosa- l'invito era sempre per le 8, 8 e mezza. 8, 8 e mezza e Si cenava. Ecco, durante la cena cosa succedeva? Come andavano le cose? Ma parlava di argomenti di attualità, ci si confrontava su opinioni di quello che stava succedendo in Italia, cosa ne pensavano, e poi ci si confrontava magari anche col presidente sui propri lavori, come stavano andando. E questo più No, o cosa meno normale. succedeva con tutti. Sì, C'era musica, un confronto. c'era musica durante la serata, qualcuno che cantava, qualcuno che suonava. Presente, c'è uno stranissimo rumore da dietro che non riesco a capire cos'è. È la porta che si apre e che si chiude, che dovrebbe essere oliata probabilmente. No, allora niente. Continuate. Prego. Qua. Allora, Sì, c'era musica. qualcuno che suonava? Chi suonava? Si C'era, ricorda che c'era qualcuno che suonava? c'era io non mi ricordo il nome, e c'era il suo Apicella? sì, Apicella e un Danilo. Mariani? E Mariano. Mariano, ecco. Erano loro che facevano musica. Sì, si alternavano, se un giorno accompagnava lui il presidente o un giorno Nel l'altro. senso che il presidente cantava? Beh sì, è una sua passione. Senta, a proposito delle serate, restiamo alle serate. Lei, dopo la cena succedeva qualcos'altro? Dopo la cena in genere si scendeva, c'era una taverna dove c'era, diciamo, un pochino più di spazio, dove appunto potevano suonare un pochino più liberamente anche le persone, stare in piedi, parlare tra di loro. Non c'era un tavolo in mezzo, ecco. Bene. C'erano anche rappresentazioni, io le chiamo teatrali, lei veda un po', c'era una delle ragazze che faceva uno spettacolino, o uomini o donne che facevano spettacolini durante la serata, cioè si esibivano in una performance. Sì, ballavano. Ballare, voglio dire, in gruppo è una cosa. Sì, ballavano sia in gruppo che facevano magari degli spettacoli. E Ma che tipo di normalissimi. spettacoli? Sia spettacoli, li chiamerei un po' teatrali, con costumi di scena che cambiavano, giusto quelle 2 o 3 volte che ho visto cambiavano. E poi un po' dal tipo bagaglino, una cosa così. Bene. Un po' simpatica, Cioè, che significa un po' simpatica, per capirci? ironiche, cioè sì, di autoironia, diciamo. Passavano da questi. Cioè, erano ispirati a qualcosa, a uno spettacolo a noi noto, per cercare di capire più esattamente? Appunto, tipo gli spettacoli del bagaglino in cui si prendono in giro magari un po' i personaggi conosciuti, ecco. Lei si ricorda qualcuna di queste cene in particolare? A noi il periodo dei fatti di cui si deve accertare nel processo va dal 2009 al 2010. Lei ricorda se in questo periodo ha partecipato a cene e a quali cene ha partecipato? Si ricordi più o meno l'epoca, se non ricorda esattamente? Sì, mi dica pure. Nel 2009-2010 sì, può essere dopo l'estate, nel periodo a ottobre. Questo 2009 o 2010? Se lo ricorda. 2009, penso, sì, e poi dopo nel 2010 nel periodo invernale. No, però ma non sono sicura. Guardi, facciamo un punto più preciso, cerco di stringere io il periodo. Partiamo dal 2010. Ok.
Natale del 2009, Quindi- quindi in poi. Ok. Primavera del 2010, io capisco, adesso non so come Forse darle un riferimento. non è molto Ecco, semplice ricordarsi. per esempio, la cena del 14 di febbraio, che era San Valentino del 2010, lei partecipa? No. Se lo ricorda, no? Se lo ricorda o non lo ricorda? Ricorda se in questo periodo, quindi nel periodo della Non mi prima ricordo. parte, primavera-inverno del 2010. Sì, una cena ho partecipato, proprio che fosse il 14 San Valentino non mi sembra proprio. Bene, allora lei ricorda se in questa cena ha conosciuto una tale signora nota alle cronache come Ruby? Ah, no, Ruby no. No, non si ricorda o non l'ha conosciuta? No, non l'ho conosciuta. Non l'ha conosciuta. Lei ricorda successivamente nell'estate del 2010, a me interesserebbero due date sostanzialmente, il 22 di agosto e il 19 di settembre. Ricorda se è stata partecipata a queste cene, quindi nella seconda metà di agosto e nella seconda metà di settembre. No, ad agosto sicuramente no, perché ero a mare con i miei genitori. Quindi settembre. Probabilmente a settembre, sì. Settembre. Lei ricorda se a qualcuna lei conosceva la signora Minetti? Ha Sì. conosciuto e quando la signora Minetti allora? Se l'ha conosciuta quando? Sì, l'ho conosciuta a una cena lì ad Arcore. Non ricordo esattamente quando, o se lo ricorda ce lo dica. No, non mi ricordo Non se lo esattamente. ricorda. Ricorda se in che rapporti era con la signora Minetti? Ma ci conoscevamo, ci siamo conosciute lì e quindi di semplice una conoscenza, non un'amicizia, ecco, diciamo. Bene. Ci salutavamo e... Lei ricorda se mai la signora Minetti venne ad una di queste cene con una sua amica, presentò una sua amica a una di queste cene? Presentò una ragazza come sua amica? Sì. Si ricorda quando? Forse in questa... No, non in questa, era inverno, era forse a febbraio? Non lo so, marzo. guardi Sì. signora, adesso eravamo a delle cene, io mi ero orientata alla cena del 19 di settembre, questo era il mio, perché eravamo arrivati lì, lei è escluso aver partecipato a cena d'agosto, Ok, io ero adesso passato mi ricordo a se era a settembre. settembre o successivamente, però mi ricordo che c'era questa ragazza di Rimini, una studentessa. E si ricorda come si chiama questa ragazza di Rimini? No, non mi ricordo perché quei nomi non sono molto E di questa ragazza di Rimini me l'ha presentata la E come l'ha signorina- presentata allora? Me l'ha presentata la Ma signorina l'ha presentata Minetti, proprio a lei me o l'ha direttamente. presentata? Allora, l'ha presentata a tutti e poi l'ha presentata personalmente a me, perché la signorina Minetti sapeva il lavoro che facevo e me l'ha, diciamo, mi faccia capire meglio allora. affidata durante la cena per farla sentire a suo agio, essendo la prima volta che entrava nella casa del presidente, insomma. Ma lei era molto a suo agio, molto di più di me. Mi scusi signora, tanto per capirci, qua è un fatto noto, credo che il nome lo posso fare. Si chiamava Tumini questa signora? Sì, Lei si è intrattenuta con questa signora durante la serata? Sì. E cosa vi siete detti? Cosa ha detto di Mi sé? raccontava dei suoi studi, le ho raccontato della mia professione. Lei ricorda cosa le raccontò più precisamente? Se lo ricorda, Si stava... Non so in che laurea, forse no. Non lo so. Giurisprudenza, ecco. Stava lavorando in giurisprudenza e niente. Sì signora, questa cena, lei ricorda particolarmente come si svolse? Agganciandola a questo La stessa cosa ricordo. che ha fatto con me, si è presentata al Presidente, ha raccontato della sua vita, cosa stava studiando, perché il Presidente ci tiene tanto sapere che studi stanno facendo i propri ospiti, di che cosa si occupano. E lei molto apertamente ha parlato un po' di sé, basta. Ecco, come si è svolta la cena invece? Cioè cosa succedeva durante la cena?
Come tutte le cene si è parlato di fatti di cronaca, di attualità di quel periodo, quindi anche il Presidente mi sembra che abbia, per integrare la ragazza e farla sentire a suo agio, gli aveva fatto domande su cosa ne pensava magari di un argomento, e basta. Ecco, durante quella cena ricorda se ci furono anche lì canti, se suonò, se c'era Picella o l'altro musicista che suonava, se qualcuno cantò, se si svolsero dei balli durante la cena. No, durante la cena mai balli. Durante la cena? Non ho mai assistito a balli. Mi scusi. Al massimo c'era in sottofondo, davvero come sottofondo, Danilo che suonava. Ma non c'era nessuno che cantava? Non è che ogni tanto la cena tra un piatto e l'altro qualcuno canta una canzone? C'erano delle canzoni conosciute che piacevano al Presidente e chi aveva delle doti canore poteva esibirsi, diciamo. Alla fine di questa cena, come tutte le altre cene, lei partecipò fino a quando alla cena? Cioè, quando è presente? Fino alla fine della cena? Fino alla fine alla della fine cena? della serata, No, mi scusi, no, lo volevo fare ecco, questo. della cena sì, e della serata quasi mai, anzi mai. Sì, ma questa sera specifica qui No, cercando... verso mezzanotte io andavo sempre via. E ricorda che anche in questa sera andò via a mezzanotte? Sì, in sì. questa serata? Sì, mezzanotte e mezza. In genere approfittavo se era presente un ospite che andava via presto per motivi di lavoro il giorno dopo, che anch'io appunto dovendo lavorare approfittavo per salire con lui in modo tale che il Presidente potesse salutarci entrambi, ecco. Senta, lei ha detto che questa signora Tumini... Io andavo via con la mia macchina, no, preciso. Quindi lei arrivava con la sua macchina? Venivo con la mia macchina e andavo via con la mia macchina. Senta signora, siccome ci interessa particolarmente, della signora Tumini ha detto che la vide quella sera, Sì. era l'unica sera in cui l'ha vista o l'ha vista altre volte poi? No, solo quella sera. Solo quella sera l'ha vista? Io sì, partecipando. Mi pare abbia detto sia intrattenuta anche con questa signora Tumini. Ci può dire il contenuto del vostro colloquio, cioè cosa vi siete detti, cosa non vi siete detti, come faceva lei a dire che era molto a suo agio, inteso nel fatto? Non una sensazione, qual era il fatto che le arrivava a condurre, che Sì, la portava a fare... perché era molto a suo agio, perché anche quando si è presentata al Presidente ha parlato di sé, non intimidita del personaggio, della persona che magari conoscendo la prima volta potresti essere un attimo imbarazzata. Insomma, il metus reverenziale lei non lo ha visto disegnato nella faccia di questa signora? No, come se fosse a casa di amici, ecco, come se fosse già stata lì. Ecco, non oserei dire una cosa del genere perché non lo so, però io quando sono ospite di qualsiasi persona mi sento sempre un ospite e ho sempre dei riguardi rispetto al proprietario della casa, diciamo. E lei sembrava ormai una di casa, ecco. Insomma, bene, senta, durante la cena, sono domande che le devo fare perché la descrizione è importante. Durante la cena ci furono atteggiamenti erotizzanti, adesso non so come esattamente definisce il pubblico ministero, mi sfugge l'esatta terminologia, o sessualizzati nei confronti del Presidente? No, non ho capito. Gli atteggiamenti? Atteggiamenti di contenuto sessuale? No. Di nessun tipo? No. Di nessun tipo. Non registrò durante la serata momenti di imbarazzo della signora Tumini? No. Di altri ospiti presenti? No, mai. Ricorda di aver partecipato ad altre serate? Sì. Successive a questa, intendo.
Sì, successiva. Ne ricorda una in particolare? Ce la può descrivere? Ma le serate si svolgevano sempre appunto nello stesso modo. Questa cena, cambiavano magari gli ospiti, ma non è che ci sono dei particolari che posso dire per differenziare una cena dall'altra. Lei ricorda che era, così poi la faccio anche per il 26, lei ricorda che era presente la sera del 19 di settembre? Delle persone presenti, ricorda chi c'era? Ecco, posso essere sicura la Minetti perché ha parlato l'amica. Sì. E poi... Se io le leggo mi dica un elenco di nomi, lei mi dice se erano presenti o no? Barizonte Lisney, se la conosce No, innanzitutto? non so chi sia. Non la conosce. Iris Berardi, la conosce? Sì, cioè ho sentito il suo nome. Ma l'ha sentito nel senso che l'ha conosciuta alla cena? Sì, sì. Penso che ci sia stata. La signora Cipriani, L'ho incontrata, sì, Francesca Cipriani. penso che ci sia stata, perché l'ho incontrata una volta in una cena, potrebbe essere questa. Sono due gemelle, si chiamano De Vivo. Sì, Lei ricorda se erano lì quella sera? penso di sì, sì. Ariselda Espinosa, la conosce? Lei le conosce le De No, Vivo? Le gemelle De Sì, Vivo? loro le riconosco. Che frequentazione ha avuto con queste signore? Sì, sempre conosciute lì alle cene. La signora Barbara Fagioli, ricorda se era presente? Lei la conosce? Anche lei è conosciuta lì alle cene. Fico, che si chiama poi di nome? Vabbè, Raffaella Fico, sì, la conosce? conosco. E dove l'ha conosciuta? Se ha frequentazioni diverse? Vabbè, l'avevo già incrociata a Mediaset perché avevo lavorato a Mediaset e poi lì alle cene. La signora Garcia Polanco, No, lei no. non la conosce? Maristel Garcia Polanco. Sì, ho capito. Sì, sì. Anche lei l'ho vista lì. La signora Gonzales Pablo Altagracia. No, questo non l'ho mai sentito. La signora Scorchina, che era presente qui ed era testimoniato prima di lei, una signora molto alta, bionda, questa No. che la posso anche descrivere. No, mai vista. Loddo Miriam, ricorda se era presente? No? Ma la conosce? No, questo nome, anche questo non mi dice nulla. Non lo dice nulla. La signora Rigato, No, neanche questo nome mi dice nulla. la signora Morali, No, non mi dice nulla. la signora Totti, non le dice nulla neanche questa. Toti sì. Totti sì, la conosce? Sì, perché lavora anche lei a Mediaset. 26. Sì, mi dica. Mi sembra che lavori anche lei a Mediaset, a Publitalia. Senta, ci risulterebbe presente lei la sera del 26 di settembre poi, quindi una settimana circa dopo. Se vuole le dico chi era partecipe a questa cena, vediamo se riesce a ricordarsi o lo ricordo da sola. Ricorda cosa accadde a quella cena lì, non chi era mi- presente? Assolutamente non mi ricordo. Non si ricorda. Dovrebbero essere state presenti a quella cena Bonasia Roberta, De Vivo Concetta, Ferrera e Ferrera Manuela, erano altre due gemelle. Sì, lo conosco. Le conosce? Sì. In che occasione l'ha conosciuta? Le avevo già conosciute a Mediaset perché loro lavoravano a Mediaset, quindi già anni fa. Loddo Miriam, era presente anche lei, ma ha detto che non la conosce. Trevaini Silvia, Visan Ioana, una tale signora Yushak Marianna, No? Wilson Renata e poi altre No. persone che non sono state ben identificate. Ricorda se a questa ulteriore serata, a queste successive serate, visto che Sì. non ricorda proprio di questa, a cui lei partecipò, successe qualcosa di particolare tra le ragazze e il Presidente? No, Tra le ragazze presenti e il Presidente? no. Non ne ricorda. No, non che non ricordo, non ho visto. No, non è successo Non è nulla. successo nulla. Non è successo nulla. Io non avrei altre domande. Avvocato Righi, le ha domande? No, grazie. Prego. Pubblico ministero.
Allora, il PM in controesame, dottoressa Traverine, Sì, lei è una giornalista sì, di Mediaset. Mediaset. Che programmi conduce? Giornalista televisiva, no? No, attualmente lavoro sul sito TGcom Online, quindi scrivo e Come basta. online, Sì. scrive benissimo. Poi ci concentreremo sulla cena in controesame e nelle modalità di codice sulla cena del 19 settembre, però partirei così. Senta, lei ha ricevuto delle erogazioni in denaro, dei contributi dal dottor Berlusconi? Sì. Sì. E al di là dello stipendio Mediaset, quello Sì. è istituzionale, nel senso glielo dà No, l'azienda, ci ovviamente. mancherebbe. Ecco, perfetto. E vuole dirci perché e a quanto ammontano questi contributi o qua tutti i bonifici naturalmente? Sono E depositati. sono versati in atti, Sono versati assolutamente. in atti. Quindi ce l'ha anche il Tribunale. Vuole Sì. dirci a quanto ammontano e perché? Qual è la Di che ragione? periodo? Tutti i bonifici che ha avuto extra stipendio, le erogazioni del dottor Berlusconi In questo periodo? In questi anni? in questi anni. Da ok, quando non- lo ha conosciuto? da Parliamo quando lo di Poi arriviamo ad bonifici adesso. diretti e poi credo che affronteremo anche il problema delle somme ricevute dal quello conto volevo sapere, se intendante. vi- Cominciamo quelli diretti, cioè provenienti dal conto del dottor Berlusconi. Attualmente ricevo 2.500 euro mensili. Oltre lo stipendio, che Oltre non lo c'entra stipendio. nulla come No. diciamo No. erogazione personale Però- della sì, sì, sì. persona Berlusconi. Sì, Benissimo. assolutamente. Da quando riceve 2.500 euro? Scusi, signor. Da febbraio. Da febbraio di che anno? 2012. 2012. E perché? Un anno. Perché? Un pochino più di un anno. Perché? Sì. Per quale ragione? Beh, come ha detto il Presidente sui giornali, come risarcimento della nostra immagine. Ma lei però non ha perso il lavoro, signora dottoressa, scusi. Lei continua a lavorare serenamente presso l'azienda No, Mediaset. ho avuto purtroppo dei danni molto seri sulla mia immagine all'interno dell'azienda. All'interno della Sì, stessa azienda. della stessa azienda. Non voglio nemmeno entrare nel merito. No, Comunque io questa. invece vorrei capire, scusi, prego. che danni? Beh, purtroppo una donna viene Io non sono penalizzata già esperta. perché è donna e a livello di crescita professionale è molto difficile dopo i fatti che sono Ma mi usciti scusi, di crescere ha avuto, all'interno. ha avuto, come dire, qualche arresto nella sua carriera professionale? Sì, ecco, esattamente questo. In seguito a questa... Sì, molto semplice per una mi donna scusi. subire questi arresti professionali. Ok, che però sono stati, da quello che ho capito, conseguenti al Sì. suo, virgolette, coinvolgimento in Sì. questa vicenda. Senta, mi scusi, non per farmi i fatti suoi, ma per capire, Sì. lei comunque continua a lavorare? Sì, Ecco, mediamente non è una freelance, cioè lei lavora stabilmente con scrive gli articoli. sì. Ok, quanto percepisce da Mediaset per la sua attività di giornalista? E varia dai 2.500 ai 3.000, dipende dagli straordinari, dalle domeniche. Ok, prego, prego, Grazie, signor Presidente. Quindi 2.500 euro al mese da febbraio 2012 extra stipendio Sì. dal dottor Berlusconi. Come asserito il risarcimento per quello che Sì. sarebbe stata il cosiddetto caso Ruby, mi pare di capire. No? Sì. Benissimo. Anche perché lei avrebbe avuto una discriminazione all'interno dell'azienda, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Un arresto. Un arresto, immagino sia una sorta di discriminazione. Sì, l'ha collegato all'essere donna in Benissimo, qualche modo. appunto. E senta, altri bonifici o erogazioni comunque da parte del dottor Berlusconi? Non, Esatto, indipendentemente da esatto. questi, anche precedenti Precedenti. o anche contemporanei Sì. ricevuti. Certo. Sì, ho ricevuto altri bonifici. Nel 2007 è stata acquistata una casa. Un contributo per acquistare la casa? Sì. Quanto? Sui 290 euro. Quanto? 290 euro. 290 euro. 1.000 euro. 290.000.
Gli zeri Va bene, dopo no, contano. d'accordo, era Senta, evidente. Sì, scusi. parliamo della casa di Piazza Santo Stefano? Di Milano 2. Ah, di Milano 2, la precedente. Perché lei prima abitava a Milano 2? Sì. Ok. E poi, dottoressa, prego. Scusi. Poi? C'è il mio latere che ha una... Posso interrompere un attimo? Qual era il prezzo di acquisto di quella casa a Milano 2, visto che il contributo che ha ricevuto era di 290.000 euro? Sì, di quella cifra. Quindi l'intero importo? Sì. Ok. No, mi scusi, mi era sfuggito. Prego. Prego, dottoressa, in ordine, se è possibile. Poi nel 2009 Sì. c'è stato un altro bonifico per l'acquisto della casa in piazza Santo Stefano, un'integrazione perché ho venduto la casa di Milano 2 per poter acquistare questa casa in centro e mi è stato fatto un bonifico di integrazione della differenza che mancava per l'acquisto della casa. Quindi Quindi a quanto? di altri sui 400.000 euro. Poi? Mi scusi, ma erano prestiti che poi le sta restituendo oppure erano, come dire... Beh, c'è sempre stato un rapporto affettivo tra me e lui e parlando di alcune mie esigenze si è permesso di farmi Quindi queste regalie. È stata un'offerta spontanea Sì. del A Presidente. me Perfetto. nel 2009 risultano, a me come ufficio ovviamente, 4 operazioni per un totale di 440.000 euro. Sì, Per essere precisi. Precisi. E lei aveva detto 400.000, 440. 40. Bene, poi ci sono altre erogazioni? Sempre nel 2009? Mi è stata acquistata una macchina. Perché mi risulta, adesso arriviamo alla Sì. macchina, altre 3 operazioni di bonifico con causale prestito infruttifero per un totale di 80.000 euro, sempre nel 2009. Quindi siamo a 440.000 più 80. Probabilmente sempre per la casa. Perfetto. Quindi queste Sì, risultanze documentali le conferma? Io le confermo, sì. Bene. Poi? Questi sono bonifici diretti dal conto? Perfetto. Sì, assolutamente. Perché avevo questa memoria. Però ce ne sono degli altri. Cioè c'è... Sì, il conto è cointestato Spinelli Berlusconi, e ci sono i numeri nelle risultanze versate in atti, gli importi, le date, e poi c'è anche uno schema di assuntivo. La macchina? Stava dicendo, dottoressa? Sì. Gli ha regalato la macchina? Che macchina? Mini Cooper? No, un Audi TT. Audi? TT. TT, ok. Che quando Nel 2009. Nel 2009. Ok. Quindi possiamo, si ricordi bene però, possiamo fare un totale di quanto lei ha avuto, a parte la macchina? Con Negli l'altra anni, casa, sì. negli anni. Comprendendo, Su sì, un- perché poi sì. l'altra casa l'avrà venduta Sì, e ha avuto su la differenza. gli 800.000, una cosa del genere. Lei ha conosciuto il dottor Berlusconi a Porto Rotondo o a Porto Cervo? Scusi, No, non mi ricordo. Rotondo, sì. A Porto Rotondo, dove c'è Villa Certosa. Sì, Mi scusi, infatti, comunque in Costa anche. Smeralda, no? Sì. Lei era in vacanza? Ero in vacanza. Con i suoi genitori? Sì. Alla casa lì lei? No, eravamo così in un residence. Eravate in un residence in Costa Smeralda? Sì. Ho capito. E quindi questi contributi del dottor Berlusconi sono legati, diciamo, a un rapporto di amicizia che ha instaurato con lei? Sì. Con lei? Con la dottoressa, Sì. lei si chiama Silvia? Sì, con me Trevaini, personalmente. non con la sua famiglia, voglio No, dire, non no. eravate amici di famiglia, lei l'aveva conosciuto per caso, Sì, giusto? ci siamo avvicinati. Sì, l'ha raccontato sulla spiaggia. Sulla spiaggia vi siete conosciuti, avete... No, sulla spiaggia. Vabbè, Sì, insomma, forse ho in sbagliato. piazzetta il dottor Berlusconi In si stava piazzetta, rilassando, lei lo ha conosciuto e poi nel corso degli anni lei ha avuto Sì. questi 800.000 euro all'incirca, 2 case. Così. Bene, senta, adesso concentriamoci sulla scena del 19 settembre.
Lei ha detto di avere conosciuto questa signora Tumini, si ricorda il nome? Le fu presentata per nome? Mi può aiutare? Che ce lo Beh, confermo. però se io potrei anche aiutarla, essendo in controesame, a differenza dei difensori che lavoravano in esame, ma preferirei che mi aiutasse lei invece. Che nome Visto aveva? che ricorda il cognome, si può dire, l'ho letto normalmente sul- immagino che si venga L'avrà letto presentati sul per giornale. nome. La confermo. Melania. Sì. Ah, Melania, se lo ricorda Melania? sì, io ho una memoria più visiva che dei nomi, però Allora me ecco, la può descrivere questa ragazza? capelli castano chiaro biondini, Castano chiaro biondini? sì, altezza come la mia, cioè, fisicamente mi minuta, perdoni, altezza solo come- 1,70, non... 1,70. e Occhi chiari, scuri, si ricorda? Era sera, era buio, mi forse sembra non l'ho visto. fossero chiari. Fossero chiari. Lei ricorda qualche particolare di questa ragazza, per esempio? Le fu presentata da chi? Dalla Dalla signora appena arrivata, signora Minetti? signorina Minetti. Sì. Beh, era un consigliere regionale allora, la signora Minetti? L'aveva conosciuta? Lo sapeva che era un consigliere regionale? la Sì, Minetti? sì, no, infatti la Minetti sì, no, lei personalmente mi ha presentato Benissimo. l'amica. Le ha presentato la sua amica, avete conversato un po', ha detto? Sì, Avete conversato. In che cosa le disse? Avete fatto lei in che cosa è laureata, scusi? io in economia In aziendale. economia, Ecco, ecco. abbiamo parlato Ecco, delle esatto. lauree, lei mi ha parlato dei suoi studi. Che erano? Lei era Mi sembra in giurisprudenza, se in stesse... giurisprudenza, sa se stava facendo una seconda laurea, qualcosa? Non mi ricordo, Non se lo però ricorda. mi ha parlato, sì, degli esami, che era molto presa, ecco, però non mi ricordo. Degli esami, che Quindi- era molto presa, quindi probabilmente stava seguendo un altro corso di laurea, Sì, qualcosa no? stava seguendo ancora, Bene. sì. E questa conversazione dove avviene? A cena, prima della cena, dopo la cena? Avviene durante l'aperitivo, quindi prima della cena, in piedi, Perfetto, perfetto. e poi, Dica, si è ripresentata a cena. eravate quindi, vicine? di fronte. Eravate di fronte. Sì. Lei ricorda se l'onorevole Berlusconi e la signora e la dottoressa Tumini hanno parlato quella sera? Lei ha detto che era disinvolta, Sì, che non sì. recava imbarazzi, addirittura si è meravigliata, perché lei ha tenuto a specificare che invece è un atteggiamento più, come dire, riservato, no? Ma Mi io pare- caratterialmente sono così, Caratterialmente, un pochino più riservata, Quindi con la qualsiasi signora Tumini persona. invece com'era, sfrontata? No, sfrontata no, però si è ha parlato della sua vita, appunto, degli studi, della sua vita E privata. che cosa ha detto della sua vita privata? Ha parlato anche della sua famiglia, perché spesso il Presidente chiede un attimo... l'educazione, ai commensali non chiede. so E cosa ha detto? di Se che lo cosa ricorda si cosa ha occupano. No, ha parlato dei suoi genitori, ma esattamente di che cosa... Quindi la Tumini a tavola, rispondendo alle cortesi sì. domande dell'ospite, avrebbe parlato della sua famiglia, Sì, anche di quello, sì. anche di quello. Bene. Poi? Siete scesi... Poi siamo scesi. Lei ha detto taverna, è una taverna o una discoteca? Ce la descriva, perché Ce la descriva. per evitare di, Taverna. come dire, non capirci, ci descrive un attimo com'è questo posto. Beh, se uno la vede sembra una taverna. Sì. Com'è fatta? Perché comunque le mura sono tipiche di una taverna, Una taverna, diciamo. ma Poi è c'è, una non so, la taverna- stanza col vino, non so, è proprio... Una stanza col vino? Sì, cioè come c'è anche la parte, come una cantina. Capito, ma c'è un palo da lap dance in questa taverna? C'è un palo, sì. Ah, c'è un Ci palo. sono delle luci tipo discoteca? E quelle luci sì. Benissimo. La signora Tumini è venuta in questa discoteca, in questa taverna, col palo da lap dance. Col palo, anzi, Sì, è guarda, scesa. col palo, è scesa. Senta, lei ricorda se c'era il suo collega Carlo Rossella, autorevole peraltro, quella sera? Perché è Penso presidente di di Medusa, sì, ex sì, direttore penso della di stampa, una persona importante. sì, no, ad alcune cene l'ho incontrato, quindi penso che possa essere una di quelle. Uno di quelle. Sì. Una di quelle. Senta, era anche all'interno di questa taverna, la continuo a chiamare per come l'ha definita lei, Sì. senza volere
Prego, c'era il dottor Rossella? Non mi ricordo se fosse sceso. Senta, dottoressa Travaini, Sono molto sincera, la dottoressa Tumini è stata esaminata da questo tribunale e lei si ricorda ha deposto anche nell'altro processo rispondendo alle mie domande? Sì, Lei? sì. Perfetto. E rispondendo a questo tribunale ha descritto, ora farò la domanda completa, lo anticipo così non vengo interrotto, ecco, ha descritto la serata in termini diversi da quello che lei dice oggi. Cioè dice che già durante la cena sono partiti, così si esprime mi pare, anche nelle intercettazioni, dei trenini con ragazze che si spogliavano e poi all'interno di quella che lei definisce la taverna e che io invece definirei la discoteca, ci sono stati sempre questi balli erotici con parziali denudamenti e anche dei momenti di contatto fisico di natura sessuale tra il dottor Fede, era presente il dottor Fede quella sera a proposito? Sì. Era presente, il dottor Berlusconi e le ragazze presenti. Sì. Questo dice, altri testimoni Sì. danno una descrizione dei fatti opposta a quella della Tumini e quindi mi pare in linea con quello che lei ha detto oggi. Poi ci sono le intercettazioni, alla fine discuteremo. Lei è sicura di non aver visto nessuna di queste scene descritte dalla Tumini? Anzi, no, dica a verbale, al microfono. Sì. Perché sennò non ti... Sì, no, Cioè, no, non le ho no. viste, scusi. Non le ha viste queste cose? No. Non le ha viste. La signora Tumini parla anche nelle intercettazioni e nelle deposizioni, quindi nelle intercettazioni parlando con 2 compagne di scuola e con il padre. Sì. E la Battarra Valentina e la Vadalam Maura. E con il papà descrive anche l'imbarazzo che ha provato trovandosi in questa situazione. Lo stesso dottor Rossella mi pare che a un certo punto, proprio di fronte alle signorie vostre, abbia detto che aveva notato questa ragazza che stava un po' sulle sue, anche lui stava un po' con le sue e simpaticamente ha detto le nostre, mi pare, rispettive solitudini si sono incrociate. Persona colta ha fatto una battuta. Quindi È una cosa possibile, essendo lei lì la però prima lei volta. invece l'ha descritta come sfrontatella, addirittura. Non sfrontata, non ho mai fatto questo termine. È una cosa diversa. Molto a suo agio. A suo agio è una cosa, Prego. sentirsi isolata è una cosa diversa, perché Però partiamo dalla descrizione di queste scene. Lei non le ha viste. le scene no. Queste scene di toccamenti, di danze non le ha viste, né tantomeno a questo punto ha visto la signora Minetti spogliarsi quella sera. Con questi costumi di scena sì. Ah, quella sera la signora Minetti si è spogliata con i costumi di scena? Sì. Ecco, però scusi signora, ora non voglio fare... Ma che ci spieghi. Ci spieghi. Ci spieghi. Forse ci è sfuggito qualcosa Ci è sfuggito un passaggio. Allora, se può spiegarci un attimo che cosa sono questi costumi di scena, che cosa è accaduto, con tranquillità. Allora, i costumi di scena, tipo, appunto, come vi ho detto, tipo bagaglino, questi... Allora, e ballava. Io non sono mai stata al bagaglino. Mi spiega Io neanche come ci sono mai stata a guardare. Mi spiega un po' come sono i costumi di scena del bagaglino, perché non posso dare niente per scontato. Questi chiamiamoli corpetti, questi corpetti con questi gonnellini, diciamo molto Corpetti e gonnellini. gonnellini. Ok, quindi quando parliamo di corpetti parliamo senza spalline e Sì. che coprono a balconcino, Ecco. tanto per intenderci. Ecco, Ok. bravissimo. E la gonnellina o le gonnelline. Sì. Ok, questi sono i costumi di scena. Che cosa, siccome lei ha... In cui quella sera e basta ho visto la Minetti, attenzione, Sì, non sì. è che Appunto io questo tutte le volevo ragazze dire. avevano Mi ha costumi di spiegato scena. cos'è il costume di scena, tipo sì. bagaglino, così si sono arrivata Sì, finalmente. Dopodiché mi dice, lo indossava la signora Minetti Sì. quella sera, che ha fatto? Con Ho questo ballato. costume di scena? Ballato. Ma mi scusi, è venuta vestita così? No, A cena non era così? no, Si è cambiata dopo? questo Beh, lei a non un saprei. certo punto Non lo saprei dire se li aveva sotto i suoi abiti o no. Ecco, questo volevo dire. Ok, Ah, si è cambiata. Sì,
Ecco, lei già allora era giornalista Mediaset? Sì. Giornalista, lasciamo stare Mediaset, giornalista. Sì. Lo sapeva che la signora Minetti era un Sì. consigliere regionale? Sì. Si è meravigliata un po' di vedere questa scena, la signora Minetti che si cambia, fa questo balletto, si traveste, quello che è, si veste anzi, o no? Aspetti, non risponda perché c'è una posizione, prego. Sì, faccio io, esisto anch'io. No, io pongo la domanda così come formulata. Chiedo un'impressione che non credo possa trovare ingresso. Allora, che cosa ha pensato vedendo un consigliere comunale, regionale, con questo vestito, con questo abbigliamento che lei ha descritto ballare? Non è una valutazione. Penso quello che abbiano pensato le persone quando l'hanno vista sfilare per la sfilata di moda, perché l'abbigliamento era simile. Era simile, benissimo, benissimo. Quindi ci sono stati da parte degli italiani vari pensieri. Ok. Eccoci, va bene. Senta. Il suo qual è? Prego. Il mio pensiero? Sì. Qual è stato? Non è una valutazione. Io in questo momento sapesse quante cose sto pensando e non sono valutazioni. Per cui Che ognuno è libero di fare quello che vuole. che ognuno è libero di fare quello che vuole. Ok. Benissimo. Senta, quindi avviene questa scena. La signora Melania Tumini era presente quando la signora Minetti si è esibita? Sì, perché io ero Era ancora lì, presente. sì. Ma si è esibita solo la signora Minetti o anche altre ragazze? Finché sono rimasta io lì, solo lei, sì, signora Minetti. C'era anche il dottor Rossella presente? Non so se fosse già andato via. Non lo so. Senta, poi lei ha detto che è andata via prima. Come Posso mai? chiedere una cosa? Prego, Visto sì. che aveva avuto una interlocuzione con Melania Tumini, avete commentato, cioè lei è stata portata lì dalla signora Minetti, quindi evidentemente è amica. Sì, Avete infatti, commentato questa cosa tra di voi? infatti è questo che mi sta meravigliando, perché lei non ha commentato niente, anzi osservava, tra l'altro lei aveva in mano un bicchiere di champagne, Certo, stava bevendo, beveva, osservava. cosa che io non faccio, quindi a maggior ragione Ok. la vedevo molto integrata, quello, anche il Tranquilla. fatto del Quindi era andare a assolutamente prendersi il tranquilla osservando bicchiere, questa sì. cosa mentre sorseggiava il suo Sì. champagne. Non ne avete parlato? No. Ok, prego. Quindi lei ne ha... Dopo, Se posso... dopo. Dopo. Deve fare un'opposizione mi taccio, se no vorrei Però è una proseguire. fazione. Le domande sono sicuramente suggestive, ma devono raccontare buona parte della storia, non una parte, perché l'onorevole Minetti è vero che era consigliera regionale, ma è a tutti noto, tutti, che era anche una donna di spettacolo. E non lo diciamo... e Questo però io non mi pare rituale questo modo di procedere. Assolutamente. Allora, Lo dirà nella discussione eventualmente. Lo dico alle domande adesso che farò. benissimo, abbiamo preso atto della sua opposizione, la domanda ci sembrava correttamente impostata, proposta e per questo è stata ammessa. Comunque la sua opposizione rimane a verbale. Prego, pubblico ministero. Grazie. Allora, lei ha detto che era perfettamente integrata, lo ha evinto anche dal fatto che sorseggiava una coppa di champagne, poi mentre mi ha lei è astemia. Questa è la sua valutazione. Sì. Bene. No, Senta, ma al di là nel di questo... mi ha sorriso Le ha sorriso, alto e modo. guardava, Guardava, quindi questo è... e non ha mostrato nel suo viso segni di sconcertamento o di sconcerto, di ma se sconcerto. dovesse, mi perdoni signora dottoressa Travaglini, ma visto che lei descrive una scena tutto sommato, lei ha descritto una scena normale, almeno per quello che lei percepisce e quello che lei ritiene, per quale ragione la dottoressa Tumini avrebbe dovuto manifestare segni visibili di sconcerto? No, No? no. Faccia Così fare- no, così no, non Bene. può farlo. Allora vado oltre, ha detto di no, quindi posso proseguire oltre, io mi attengo. Senta, avete poi avuto modo, lei è andata via, la Tumini era ancora lì? Sì, Benissimo. Lei l'ha più vista la Minetti dopo quella serata?
Sì. Sì. Avete avuto modo di commentare con la signora Minetti la serata del 19 settembre 2010 in cui c'era la signora Tumini? No, ha detto che ha visto... Allora, io lo ripeto. Lei ha visto la Minetti? Minetti, non la esatto, Tumini. Ah. Esatto. No, ci mancherebbe. Ha visto la Minetti? Sì. Avete avuto modo di commentare con la Minetti la serata in cui era presente la Tumini? No. No. No, proprio... Quindi lei non sa se la Tumini quella sera ha ricevuto in dono dei denari? No. Non l'ha neanche letto sul giornale? Lei i giornali? Vabbè. La mattina leggerà Sì. la rassegna stampa. No, lei. allora, Però su queste cose abbiamo cosa c'entra? sempre diviso i due piani di conoscenza. Io leggo quello che magari mi può anche Allora, interessare. prima che venisse fuori sui giornali, lei ha saputo dalla Minetti, ovvero da altre fonti, che quella sera la dottoressa Tumini ha avuto dei soldi? No. No. L'ha letto poi eventualmente sui giornali. Sì, ma visto Ok. che si sono lette talmente tante cose. No, ma questo non rileva, è una conoscenza che Benissimo. deve essere pregressa. Ok. Benissimo. Senta, lei sa se nel corso delle serate cui lei ha partecipato a casa del dottor Berlusconi, le ragazze, le giovani donne presenti, le ragazze presenti, ricevevano dei denari, dei soldi, dei regali in denaro? Lo sa o no? Allora, l'ho letto sul giornale. Gliel'ha già sì. detto, No, lasci no. fuori i giornali. Ah, Lasci- ok. Per sua conoscenza No, per mia conoscenza no. diretta No. ho Assolutamente. mediato attraverso qualcuna delle persone No. che partecipavano. No. No. Ma c'è lei ha detto che andava via prima perché del andavo defluire prima, degli altri ospiti, Sì. è corretto? Sì, questo C'è può una anche- ragione per cui lei Lavoro. Lavorava, ha detto, ma questo non... ha detto che si approfittava Senta, di qualche... avvocato, faccia le opposizioni e non mi chiaro? Allora, opposizione, l'ha già detto, Presidente. Sì, Va. se mi permettete lo stavo dicendo, stavo ricordando al pubblico ministero di fatti. Se mi permettete di fare, se lo volete fare voi, io me ne vado, sono molto più contenta, ho tante altre cose da fare. Benissimo, allora lei si è alzato, abbia un minimo di fiducia nel Presidente, che qualche cosa ancora ricorda di quello che viene detto in aula. Stavo dicendo al pubblico ministero che la dottoressa si è già espressa su questo punto, ha detto che approfittava di qualche ospite che Sì. salutava un po' prima per salutare anche lei, perché anche lei doveva lavorare. Prendeva la sua macchina e andava via. Chiarissimo. Lei con quella Mi fate sera, fare il mio mestiere? Grazie. quella sera con chi è andata via? Penso di essere salita col dottor Fede. O no? Questo, non è che non mi questo ricordo. proprio non lo sapeva. Se lo ricorda ce lo Ah, dice. ok, non mi Se ricordo, non se lo allora. ricorda ci Potrei dice dire non mi una- ricordo. Potrei sbagliarmi, allora non me lo ricordo. No. Non riesce a ricordarsi no. con chi è andata via quella sera? Allora, in genere sono sempre approfittavo dell'uscita del dottor Fede perché anche lui andava via molto prima. O magari il dottor Rossella che pure andava via, ci ha detto che andava via prima. O anche il Esatto. dottor Rossella, infatti. Però il dottor Rossella l'ho incontrato sì, solo a una o due cene, quindi ecco, era Ok. più presente il E dottor come era Fede. arrivata alla scena del 19 settembre? Ha già detto che andava e tornava con la sua macchina. Sì. Sempre. Allora anche quella sera è andata via con la sua macchina? Sì. Perfetto. No, approfittavo solo del... E non ha accompagnato nessun ospite con lei? È andata via da sola? Non Sì. c'è nessuno No. che è venuta con lei? No. Nessuno? Benissimo. Senta, nel corso delle serate cui lei ha partecipato a casa del presidente Berlusconi, ha sentito mai parlare, e lasci fuori la stampa, di Elmarug Karima, detta Ruby? Cioè, si è parlato di Ruby nel corso delle serate cui lei ha partecipato? No. Non ho sentito, no. Non ha mai sentito No. discorsi di questo genere? Durante la cena no. No, neanche dopo diciamo, l'insorgenza mediatica lei ha partecipato nel corso del 2011 a delle cene a casa del dottor Berlusconi? No, Successivamente ai fatti, diciamo. Infatti no. no. No, non è più tornata a No. casa del dottor Berlusconi. Vabbè, grazie, non ho altre domande. Parti civili. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. Lei è mai stata candidata per il PDL?
proposta candidata per il PDL? No. No. Cioè, Ci ha Nessuna- pensato? cioè, ci ho abbiamo- pensato, sa perché? Perché sui giornali scrivevano di sì, ma io non mi sono mai proposta e non ero mai in lista. Quindi non è mai stata messa in lista? No, Mai. sui giornali invece c'era scritto di sì, allora ho avuto questo dubbio perché non... Vabbè, lo saprà. No, io infatti personalmente so Ecco. di non aver mai firmato nulla e di non essere mai stata... Vabbè, ma immagino che al di là delle firme che perché sono uno deve sicuramente notificare, necessarie, ma ci sarebbero stati dei contatti Infatti, no. che lei non ha niente. avuto No. in questo senso, cioè non le è stato fatto la proposta di candidarsi. No, Ok. ma- Ancora solo una domanda. Lei ha conosciuto il Presidente nel 2005 o 2006? 2006. 2006. Prima di conoscere il Presidente o dopo, ha partecipato a dei concorsi di bellezza? Prima, sì. Molto prima, prima che anche lavorassi. Mi sa dire l'anno o gli anni a cui ha partecipato? Beh, lei è giovanissima, dell'82, ricordo bene? 83, sì. 83, quindi... Ho partecipato a Miss Moretto, Mhm. da Lassio, Si ricorda più o nel meno l'anno? 2002. 2002. Ne ha partecipato a Miss Muretto anche nel 2005? Allora è nel 2005. Allora è nel Allora 2005. 2005. La ringrazio. E come si è classificata? È andata in finale? Sì. Grazie. Va Posizione bene, perché sì. riterrei non Va bene. magari interessante ma non pertinente a questo Va processo. bene, io lascio, come dire, un po' più di spazio perché... Va bene, prego. Grazie Presidente. Avvocato Bugnano per la signora Ambra Battilana. Lei signora ci ha descritto in modo dettagliato i significativi bonifici che il Presidente Berlusconi le ha effettuato, non le mensilità attuali, io parlo del passato. Se ne avete parlato col Presidente Berlusconi, il Presidente Berlusconi li ha considerati dei regali o un prestito? Sì, ha già detto, Delle regalie, sì. ha già detto che non ha restituito niente, che Scusi, erano dei Presidente. regali fatti in virtù del rapporto di amicizia, di Sì, sì, affettività. Perfetto, mi è sfuggito, chiedo scusa. Ecco, invece venendo a questi bonifici che le sta facendo il Presidente Berlusconi, lei ha già detto che sono una somma che il Presidente le riconosce per il danno che lei sta subendo Sì. dall'inizio della vicenda, diciamo, Sì, di danno questo d'immagine, processo. l'arresto Danno della all'immagine. carriera, eccetera. Ecco, può essere un po' più precisa su che tipo di danno lei ha subito e sta subendo anche rispetto alla sua famiglia? Se ci Allora, può dare qualche indicazione Ha già più dato precisa? un'indicazione rispetto A alla lei. carriera, Sì, ha avuto esatto. un arresto rispetto alla sua Io invece carriera vorrei professionale. sapere un Se po'- c'è, ecco. senza entrare troppo, Certo, se questa certo. cosa ha creato problemi anche alla sua famiglia, questo suo coinvolgimento, Purtroppo sì. ok. Ecco, questo purtroppo... Ci può spiegare in che un attimo, giusto, ma non È vogliamo entrare nei normale. fatti suoi, ma insomma sapere un attimo che ricadute ha avuto sulla sua famiglia. questo Lavorative su mio padre, tipo- lavorative su suo padre e mia mamma non lavora, quindi e anche su mio fratello. di che tipo lavora. lavorativo, Sì. quindi. Ok. Ci può essere ancora più precisa? Cioè hanno perso occasioni anche loro lavorative? Sì, mio padre sì, e viene molto messa in discussione la credibilità lavorativa di una persona e anche ci sono stati anche molti controlli fiscali che comunque ovviamente interrompono in modo periodico Mi l'attività. scusi, adesso giusto per capire, ma che attività svolge suo padre? Di costruzioni. Ok, e suo fratello? Lavora alla John Lang LaSalle, che è una società di real estate. Sì, ok. Volevo ancora chiederle un'ultima cosa. Questo bonifico di 3.000 o 2.500 euro, adesso non ricordo, che le sta facendo il Presidente Berlusconi,
Il Presidente le ha prospettato una fine di questi bonifici o saranno all'infinito? Questo non lo so, infatti. Non lo so. Non ne ho parlato, non ho più parlato con il Non ne avete Presidente. parlato di questo? Lei non gliel'ha chiesto fino a quando potrò Non ho più ricevere questa parlato con il somma? Presidente. Non ha parlato in che non senso? ha proprio più Più parlato parlato? col Presidente. Ah, e questi bonifici come le sono Prima o arrivati? poi... No, non ne ha più parlato. Ah, da Immagino. quando non ne ha più parlato? Io... Allora, le faccio un'altra domanda l'ultima per volta che ho visto il aiutarla. Presidente, vuole sapere? L'ho visto quest'estate. Ok, quindi dopo l'inizio dei bonifici. No, Quindi prima 2012? Prima 2012? dell'inizio dei bonifici, perché lei le ha datati, ricordo bene, No, a a febbraio. febbraio. chiedo scusa. Successivamente. Quindi successivamente Ma non ne diceva- abbiamo parlato. ma non ha parlato di No. questa cosa, né l'ha più incontrato. Né ha più incontrato No, il l'ho Presidente. incontrato a luglio-agosto e poi non l'ho più incontrato. Ecco, dopo luglio-agosto non l'ha più No. incontrato. Ok. Ecco, ma volevo capire una cosa perché, scusi, non mi è chiaro. Lei ha parlato di questi bonifici che iniziano a febbraio. Sì. Come è avvenuto che lei si è trovata un bonifico sul conto corrente? Qualcuno l'ha chiamata, le ha detto il Presidente Berlusconi da febbraio ti farà arrivare un No, non mi è bonifico? stato detto nulla. E lei ha trovato un bonifico di 2.500-3.000 euro sul conto e non si è chiesta niente? Come non me lo sono chiesta? Uno l'ha letto sui giornali e due poi sono Cioè ha andata a letto sui verificare. giornali che il Presidente Berlusconi le avrebbe fatto il bonifico? No, allora cerchiamo Non di ho capito. intenderci Allora, perché allora riceve un bonifico a febbraio, ok? E questo già era stato anticipato da il Presidente che avrebbe fatto questa cosa qua. Ok, Quindi lei comunque sapeva che sarebbe arrivato perché il Presidente l'aveva anticipato. non me lo sarei aspettato, sono sincera. Quando l'ho visto arrivare ho verificato. Allora mi scusi, Ho chiesto come mai mi Per- era stato arrivato, ho chiesto la verifica di quello che avevo letto. ma questa cosa che il Presidente aveva anticipato, Sì. l'aveva anticipata a lei personalmente? No, dico che avevo letto sui giornali. Che Ah, ho avrebbe... capito. Quindi lei ha letto sui giornali la notizia che il Presidente ha detto aiuterò queste ragazze, per dire proprio in Sì. estrema sintesi, che hanno ricevuto un danno, eccetera, eccetera. Quando poi È ha visto arrivato, il bonifico, ho verificato a chi ha chiesto ho chiesto questo a bonifico? lui stesso. Quindi ha parlato col Presidente chiedendogli conferma Fermo- che questo era Sì. come dire, l'adempimento di quella Sì. dichiarazione fatta sul giornale. Ok. Va bene, grazie Presidente. Buongiorno, avvocato De Domenico per i Manfadille. In riguardo invece alla somma ingente che lei ha ricevuto, l'ha chiesta lei direttamente oppure gliel'ha concessa spontaneamente Berlusconi? E me l'ha concessa lui, il Presidente. In che modo? Gli parlavo del mio lavoro, Quale? Ma del più mio che altro- primo lavoro, al primo lavoro era a Studio Aperto. Ok. Lavoravo come redattore ordinario a Studio Aperto. Abitavo con i miei Sì? a Rho Mm? e gli raccontavo degli orari particolari dei turni e mi ha detto è meglio che tu abbia una casa vicino alla redazione per impegnarti Dov'è di la più. redazione di A Studio? Milano 2. A Milano Ok. 2, dove lei poi ha acquistato la E casa. quindi mi ha proposto questa, E la successiva casa No, invece? aspetti, le ha proposto questa soluzione. di abitare lì. Di abitare lì, ovviamente, vicino per poter far casa Il lavoro. bonifico è, come dire, 290, quindi il prezzo della... Sì. Quindi lei cosa ha fatto? Ha cercato prima casa, poi ha detto al Presidente l'ho trovata per tanto e... Dopo che mi è stato detto è meglio che tu abbia una casa lì vicino, l'ho cercata e poi dopo lui Quindi lei ha provveduto, ha individuato un appartamento. un appartamento e lui ha versato la somma. Sì. Ho capito, va bene. Invece poi la seconda casa, visto che è più lontana a questo punto, in piazza Santo Stefano in centro, Seconda casa invece perché Sempre opposizione perché non credo che siano pertinenti sull'ubicazione delle Invece case. sono No. pertinenti, avvocato. la seconda invece mi è stata proposta perché io sono una persona molto solitaria e facevo appunto casa lavoro
e raccontandomi un attimo come vivevo. E io dicevo che comunque non amavo uscire la sera, anche perché comunque non amo poi tornare tardi, come vi ho detto, Certo, dopo una tanto certa che- ora da sola in macchina. Mi ha proposto questa soluzione per poter avere almeno anche alla sera qualcuno che mi potesse venire a trovare senza venire fino a Milano 2. Quando lei dice mi ha proposto questa soluzione, Di trovarmi una casa vicino comunque al centro, centro. dove le persone ti possono comunque raggiungere più facilmente. e come prima e come nell'altra occasione ha cercato lei l'appartamento? Poi ho cercato poi- l'appartamento e io E dopo giustamente ha ho venduto l'altro e ha ricevuto il Sì. licenza. Ok. Ecco, un'altra domanda. Lei ha riferito che quando conosce Berlusconi lei lavorava già in Mediaset, Sì. giusto? Cosa faceva proprio in quel momento? E Io la Valletta. Ho detto la Ha Valletta detto in la Valletta in un programma di programma- benessere, Sì, infatti. di Trecca, Vivere Meglio. Ecco, quindi poi successivamente quando entra invece nella redazione del TGcom? No, nel No, TGcom, TGcom dopo. dopo Sì, da sì. 2 anni. Da 2 anni. Quindi Ha 2 anni lavorato fa. Poi ho lavorato dal 2006 Ecco. per 3 anni a 3-4 anni nella redazione di Redazione Studio Studio Aperto Aperto. e poi al TG5. Ok. Per questo tutte- via via che proseguiva il suo studio. Sì, ho fatto l'esame da professionista mentre ero a Studio Aperto, poi sono passata al TG5 E oggi è assunta con che tipo di contratto? a tempo indeterminato. A tempo indeterminato. In tutte queste sue opportunità lavorative ha chiesto a Silvio Berlusconi di aiutarla o di facilitarla? No, e non Mai. si è neanche permesso lui di interferire. di interferire, in questo no. Ok, ultima domanda invece. In tutte le serate in cui lei ha partecipato si parlava di lavoro, di opportunità Sì. lavorative? In che modo si parlava? Nel senso, ognuno chiedeva qualcosa a Silvio Berlusconi? No, oppure... lui chiedeva come procedeva il lavoro degli ospiti, non so, come va il tuo lavoro, come procede, sei riuscita, non so, a trovare un posto di lavoro da qualche parte, come procede il tuo programma, come procede, com'è la tua vita lavorativa, ecco, così. Ok, basta, non ho altre Normalissimo. domande. Le altre parti civili hanno domande? Difensori degli imputati? Grazie mille, ha finito, può andare. Grazie a voi, arrivederci.